Buongiorno a tutti, sono il dottor Luca Canciano, sono il direttore della radiologia dell'ospedale di Cittadella. Oggi vi voglio brevemente parlare di questa nuova tecnologia che è stata installata in questo reparto. Innanzitutto sono molto orgoglioso nel dire che l'apparecchiatura è arrivata proprio durante il periodo Covid. Questo grazie a uno sforzo organizzativo da parte dell'USS Eugania, che è riuscita a far arrivare tutto quanto in tempo e senza problemi, in modo da poter avere a disposizione questa seconda TAC e poter eseguire indagini così importanti in massima sicurezza a tutti i pazienti, anche quelli non affetti da Covid, tenendoli ben separati dai pazienti infetti. Questa apparecchiatura che vedete alle mie spalle ha delle caratteristiche veramente interessanti, caratteristiche che sono all'avanguardia con la tecnologia di oggi. Innanzitutto è una macchina compatta, per cui il paziente non ha disagio nell'eseguire l'esame. È una macchina che esegue esami in maniera molto rapida e questo ci consente di studiare distretti anatomici piuttosto difficili come il cuore e le coronarie. Inoltre, grazie a un sistema di software integrati e un sistema di intelligenza artificiale, riusciamo a ridurre al massimo la dose di raggi al paziente, consentendoci di lavorare in maniera molto sicura anche per i pazienti pediatrici e i pazienti più giovani, senza dimenticare i pazienti che devono eseguire controlli ripetuti nel tempo e che quindi vengono spesso sottoposti a questo tipo di esame. Inoltre, sempre grazie a questi sistemi, riusciamo a ridurre di molto la dose di mezzo di contrasto che va iniettata e quindi riduciamo i suoi effetti collaterali. È una macchina veramente molto performante e ci consente di studiare qualsiasi distretto anatomico anche in presenza di protesi, senza avere degli artefatti che impediscono la corretta visualizzazione. Siamo molto contenti di questo arrivo, che va ulteriormente ad implementare e migliorare la dotazione tecnologica di questo reparto e delle radiologie di tutta l'USS Eugania.